Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha firmato questa mattina il 41 bis per Matteo Messina Denaro, il boss arrestato ieri dopo 30 anni di latitanza. Ricordiamo che il mafioso di Castelvetrano è stato condannato a diversi ergastoli in quanto ritenuto responsabile, tra gli altri, delle stragi di Capaci, Via D'Amelio e dei Gergofili a Firenze. E l'arresto dell'ex superlatitante è stato celebrato con un brindisi dalla Commissione Antimafia dell'Ars, avvenuto verso l'ora di pranzo nei locali della Commissione a Palazzo dei Normanni a Palermo. A proporre l'iniziativa è stato il presidente dell'antimafia Antonello Cracolici. Quando fu ammazzato Giovanni Falcone ha detto: «I mafiosi brindarono nel carcere Ucciardone. Ho pensato che in una sede istituzionale non si era mai brindato per la vittoria dello Stato nella lotta alla mafia. Ho ritenuto che anche noi siamo in grado di festeggiare per le sconfitte di Cosa Nostra», le parole di Cracolici. E intanto continuano le indagini dopo l'arresto di Messina Denaro. È stato infatti ispezionato il covo in cui si nascondeva da mesi, situato nel centro di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Vestiti di lusso, sneakers griffate, un frigorifero pieno di cibo, ricevute di ristoranti, pillole per potenziare le prestazioni sessuali e profilattici. Ecco quanto di più rilevante trovato nell'abitazione usata dal boss e scoperta dai carabinieri nella notte. La casa in cui viveva sarebbe intestata da Andrea Bonafede, il geometra indagato per aver prestato la sua identità al boss. Non sono stati trovati documenti particolari, infatti gli inquirenti sospettano che Messina Denaro usufruisse di un secondo immobile. E chiudiamo con un inconveniente all'aeroporto di Catania a causa di un problema riscontrato durante l'atterraggio di un velivolo del locale Aeroclub. Fortunatamente nessuno di coloro che si trovavano a bordo è rimasto ferito. Le operazioni di volo sono state sospese per circa 20 minuti. Dopo il turbolento atterraggio l'aeromobile è stato spostato dalla pista, così le operazioni sono regolarmente riprese. Sembra che il velivolo abbia avuto un problema al carrello. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20.